giornata di oggi, questo incontro è dedicato a fare chiarezza, all'intento ovviamente non sovrapporsi a quelle che sono le attività in corso in natura giudiziaria e ad altre iniziative che sono attualmente in essere, ma punta a un confronto tra quelli che sono gli attori istituzionali che vedo seduti accanto al tavolo, Banca Italia, la SGAR, Intesa, tutti i soggetti del vario titolo. Fare chiarezza, garantire la coesione sociale, così il prefetto di Treviso, Laura Lega, ha spiegato la giornata di oggi, durante la quale ha ricevuto una delegazione di associazioni dei risparmiatori di Veneto Banca, ma anche rappresentanti di Banca Intesa. Un tavolo che arriva all'indomani della decisione della Procura della Repubblica di Treviso di aprire un'inchiesta per bancarotta per distrazione, e questo in base al pronunciamento del Tribunale fallimentare di Treviso, che ha a sua volta accolto un'istanza di insolvenza per l'istituto di credito. Secondo i giudici, la banca di Montebelluna era già insolvente il 23 giugno 2017. Di conseguenza non avrebbe dovuto essere posta in stato di liquidazione coatta amministrativa, ma tutto al più in stato di liquidazione volontaria. Bisognerà ora capire come procederà il Tribunale fallimentare, anche se la strada sarà quasi certamente quella delle revocatorie. Tutto quello che è avvenuto prima, nell'anno immediatamente precedente, penso ad esempio alle transazioni, potrebbe essere revocato. Anche gli atti a titolo oneroso, come ad esempio la cessione di BIM valeva circa 500 milioni, è stata ceduta a 24, anche quello potrebbe essere oggetto di revocatoria. Così, se da un lato questa decisione della Procura allontana per i risparmiatori il rischio prescrizione, dall'altra le revocatorie potrebbero coinvolgere le transazioni accettate da molti soci. Teoricamente, dal punto di vista giuridico, potrebbero aver luogo anche nei confronti dei pagamenti che sono stati effettuati a favore dei soci che hanno transato, quindi quella è una delle possibili conseguenze. Come dire, insomma, che il primo atto sarebbe quello che ancora una volta devono restituire i soldi ai risparmiatori? Se ci sarà la revocatoria dei pagamenti delle transazioni, sì.